L'hanno fermato i carabinieri all'uscita dal posto di lavoro, sorprendendolo con alcuni capi d'abbigliamento appena sottratti all'outlet Coin a Zerman di Mogliano Veneto. Il dipendente, un cinquantenne veneziano che lavora come commesso nell'esercizio commerciale, aveva rubato vestiti per un valore di circa 200 euro. Ma non finisce qui, perché quando i militari sono entrati nella sua abitazione per la perquisizione hanno trovato un vero e proprio magazzino di merce rubata, decine di scatoloni con capi d'abbigliamento, ma non solo. Il commesso nei giorni precedenti ha sottratto anche profumi, prodotti per il corpo ed altri generi per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Tutta la refurtiva è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai magazzini Coin. A segnalare il dipendente sospetto ai carabinieri erano stati i responsabili del punto vendita, allarmati dai continui ammanchi di merce nell'esercizio commerciale. I carabinieri hanno subito avviato l'indagine, conclusasi ieri sera, quando il cinquantenne è stato fermato al termine del turno di lavoro. Il commesso è stato denunciato per furto aggravato. Da vedere poi quali saranno le conseguenze per il suo posto di lavoro.